Mancano 30 secondi alla partenza del Gran Premio Italia Maschi, edizione 2026. Prova per 9 maschi e castroni indigeni di 3 anni. I favori al gioco sono per I Am Bellesi TQ, portacolori della scuderia 30 e 40, guidato da Marco Stefani, numero 2 dello schieramento. L'avversario principale, secondo bookmakers e scommettitori, è Ideal Tour Dance, con Alessandro Gocciadoro per la proprietà della scuderia di Armando Topo. Starter che aziona i lampeggianti, inizia a mettere in moto l'autostart. Il primo a toccare l'ala è proprio Ideal Tour Dance. Macchina in movimento all'1, Incanto Tri, Crescenzo Maione, 2, I Am Bellesi TQ, Marco Stefani, 3, Johan Jett, Antonio Di Nardo, 4, Ideal Tour Dance, Alessandro Gocciadoro, 5, Italo HP, Gennaro Mitrano, 6, Indro LL, Nello Gabor, 7, Ideal Top, Vincenzo Luongo, 9, Iceberg B, Enrico Bellei, 10, I Fly Point, Andrea Farolfi. 2060 i metri da percorrere con l'autostart che accelera. Partiti. Johan Jett è il più sollecito a prendere l'iniziativa. Al suo esterno subito Ideal Tour Dance che va a chiedere strada. Johan Jett in vantaggio, Ideal Tour Dance che al suo esterno preme e passa. I Am Bellesi TQ allo scoperto, terzo in corda c'è Incanto Tri che precede Ideal Top. Completamento dei primi 200 metri di gara in 14,5. Ideal Tour Dance e I Am Bellesi subito alle prese, insiste I Am Bellesi TQ che ottiene il via libera da Ideal Tour Dance e così i 400 iniziali passati in uno svelto 28,4, ma I Am Bellesi TQ ha preso la testa. Secondo la corda Ideal Tour Dance avanti a Johan Jett, di fuori agisce I Fly Point, poi Incanto Tri che precede Ideal Top, ancora Iceberg B, Indro LL e alla retroguardia Italo HP. Altra frazione comunque svelta per la curva destra in 14,8, I Am Bellesi TQ in vantaggio a buon ritmo, al suo esterno I Fly Point in corda Ideal Tour Dance, poi lungo lo steccato Johan Jett viene coperto da Incanto Tri che va a fare la seconda pariglia precedendo le mosse di Ideal Top, mentre sbaglia in coda Italo HP. Completamento del primo chilometro e quindi della metà gara addirittura in 1:13,1. Non fa mancare il ritmo davanti I Am Bellesi con Marco Stefani che continua sicuro in avanti. Ideal Tour Dance nella sua scia, di fuori I Fly Point con in scia Incanto Tri. Terza alla corda è Johan Jett, poi ancora Ideal Top, Iceberg B, sotto alle tribune una frazione in 15 per il leader che continua in vantaggio a tirare indietro Ideal Tour Dance nella sua scia, i Fly Point che soffre di fuori, Incanto Tri in pariglia, in corda sempre Johan Jett, si muovono dal fondo, in particolare la mossa è quella di Ideal Top, intanto il leader però sta accelerando in progressione, I Am Bellesi e Ideal Tour Dance, poi prova a venire Ideal Top, il miglio coperto in 1:57,4 da I Am Bellesi TQ che è in vantaggio nei confronti di Ideal Tour Dance, i due più attesi che si lottano la corsa, poi I Fly Point e Ideal Top, la mossa di Ideal Tour Dance che prova ad affacciarsi ai lati di I Am Bellesi che risponde accelerando, I Am Bellesi TQ in vantaggio nei confronti di Ideal Tour Dance che dalla bordata è in vantaggio I Am Bellesi, lo scatto di Ideal Tour Dance, Ideal Tour Dance vince nei confronti di I Am Bellesi TQ per il terzo posto, Iceberg B copre completamente e costringe la foto Ideal Top, 1:12,8, 28,5 a chiudere. Ciocco anche cronometrico Ideal Tour Dance e Alessandro Gocciadoro per i colori di Armando Topo vengono a vincere il Gran Premio Italia Maschi bruciando sul traguardo I Am Bellesi TQ che aveva fatto l'andatura, ma è Ideal Tour Dance che di spunto si impone di una lunghezza giusta su I Am Bellesi al terzo, foto micidiale tra Ideal Top e Iceberg B finito forte a centropista. I due sono inseparabili, bisogna andare dal giudice d'arrivo per quella che sarà la terza moneta. Siamo veramente sul filo della parità, ma la vittoria di questo Gran Premio Italia divisione maschile è di Ideal Tour Dance e Alessandro Gocciadoro.